Buongiorno a tutti, benvenuti a questa conferenza stampa di presentazione di SD Festa, cioè la festa nazionale di Progress Progetto Repubblica, che quest'anno è arrivata alla sua seconda edizione e si svolgerà a Nuoro il 2, 3 e 4 agosto. Diciamo così, la festa ha degli elementi di continuità rispetto all'anno scorso e degli elementi di novità che cercheremo di illustrare brevemente. Tra gli elementi di continuità c'è anche quest'anno riproporremo in collaborazione con un'associazione sportiva che si chiama FINS, una amichevole internazionale di calcio a 5 tra una rappresentativa della Sardegna e una rappresentativa della Catalogna, in quanto pensiamo che comunque sia lo sport sia uno degli strumenti migliori per far passare diciamo così, quello spirito di appartenenza nazionale e quella di riconoscersi tutti quanti all'interno di una nazione che è poi la nazione sarda. Quindi avremo appunto una rappresentativa catalana che sfiderà la Sardegna. Speriamo di prenderci la rivincita, perché l'anno scorso purtroppo la Sardegna aveva perso, però chiaramente quest'anno speriamo di riuscire a pareggiare i conti vincendo noi. E questo avverrà nella giornata di venerdì 2 agosto. Il sabato io vi faccio una breve carrellata e poi al limite poi Pablo anche approfondirà alcuni temi. Sabato avremo una mattinata diciamo così, di lavori all'auditorium della Biblioteca Satta, in cui a partire dalle 10:30 affronteremo delle tavole rotonde con gli amministratori locali indipendentisti che ci parleranno della loro azione di governo nelle comunità comunali e locali. Come sapete, Progetto Repubblica ha già diversi amministratori, sindaci, vice sindaci, assessori comunali, eccetera. Paese dove siete avete queste... Sì, allora a Bauladu, a Lanusei, a Terralba, a Unifedi, abbiamo consiglieri comunali a Sidarus e in minoranza in altri paesi, a Villa Massaggio, eccetera. Anche consigliere provinciale. Abbiamo chiaramente Sebastiano Madao, consigliere provinciale. Lanusei, Terralba, Sinanus, Villa Massaggio? No, Terralba, non Terralba. Terralba. Bauladu, Oniferi e poi in provincia di Oristano. Villa Massaggio, insomma, adesso io probabilmente ne sto dimenticando anche qualcuno, però abbiamo diversi Maracanagonis, insomma, siamo presenti in quasi tutte le realtà locali e appunto loro ci racconteranno le esperienze di governo che stanno portando avanti nelle loro comunità. Successivamente presenteremo secondo noi uno dei piani che secondo noi sarà fondamentale da realizzare nei prossimi anni, e cioè un piano di mobilità elettrica, e cioè un piano che preveda la realizzazione di una rete di distribuzione dell'energia elettrica in maniera capillare, in maniera che possa svilupparsi appunto una mobilità elettrica, cioè sostanzialmente le macchine elettriche. Prenderemo ad esempio un modello che è di successo internazionale, che è quello dell'Estonia, che pur essendo una piccola repubblica europea è riuscita in pochi anni, utilizzando intelligentemente le risorse europee, a sviluppare un piano di mobilità electrica che è all'avanguardia nel mondo. Successivamente il pomeriggio ci trasferiremo nel Teatro Eliseo, che come sapete è diciamo così, un posto molto prestigioso di Nuoro, dove avremo diversi incontri. Il primo dedicato diciamo così, al tema delle reti di relazioni, reti economiche, eccetera. Avremo principalmente dei rappresentanti dell'economia, della cultura, penso a Niccolo Migheli, a Daniela Ducato, e anche rappresentanti dei comitati civici, e parleremo appunto di come il fare rete sia un modello positivo e che già da subito dia delle risposte alla Sardegna.
Successivamente avremo un incontro internazionale dove parteciperà la deputata basca al Parlamento basco Laura Mintegi, che è stata alla guida della coalizione Bildu, che come sapete è una coalizione indipendentista che alle elezioni basche ha preso oltre il 25% dei voti, e verrà accompagnata da Omar Onnis, che è uno storico oltre che attivista di Progress, e da Carlo Pala, che presenterà una ricerca molto interessante dal nostro punto di vista svolta dall'Università di Cagliari in collaborazione con l'Università di Edimburgo, in cui si potrà vedere insomma quant'è la risposta dei sardi rispetto ai temi dell'indipendenza, ai temi dell'identità, eccetera. Probabilmente da questa relazione di Carlo Pala verranno fuori dei dati molto interessanti. Poi ci sarà il momento clou, diciamo, della serata, alle ore 20 ci sarà, diciamo così, il tavolo più politico della festa, a cui parteciperanno il nostro segretario nazionale Franco Contu, Romina Congera, Bachisio Bandinu e Michela Murgia. Naturalmente, come sapete bene, Michela Murgia ha dichiarato che durante questo dibattito sostanzialmente dirà la sua posizione rispetto alla richiesta che Progetto Repubblica gli ha fatto di essere la candidata a presidente di una coalizione indipendentista che racchiude anche delle forze civiche all'interno. E quindi diciamo in questa tavola rotonda ci sarà appunto il suo intervento. Per finire la giornata di sabato ci sarà un concerto in Piazza Assatta a cui parteciperanno Claudia Auru, gli Schoolboys, che sono un gruppo molto interessante di cui fanno parte diversi musicisti molto affermati. E chiaramente ci sarà l'artista principale, che è Rossella Fa, che voglio dire non ha bisogno di grosse presentazioni, e infine ci sarà un DJ set curato da Rogalla, alias Francisco Medda, che è anche il direttore artistico della serata, e diciamo chiuderà la serata con sonorità etniche ed elettroniche. Invece la giornata di domenica 4, che non vedete in locandina perché sarà una giornata più interna rispetto a questo tabellone di incontri pubblici. Sarà una giornata dedicata agli attivisti di Progress e ai sostenitori di Progress, di elaborazione e di diciamo così, elaborazione del programma elettorale che andremo a presentare e di alcuni metodi di democrazia partecipata e di processi partecipativi che intendiamo portare avanti durante la campagna elettorale. Mi pare di aver fatto una carrellata generale di tutto, poi magari Pablo puoi approfondire qualche tema. Sì, io volevo approfondire il fatto che diciamo tutta la giornata di sabato, che è la giornata principale, è incentrata sul tema della Sardegna possibile, cioè su come noi intendiamo costruire una Sardegna diversa e quali sono le possibilità che noi abbiamo e che noi intendiamo mettere in campo per appunto costruire un diverso modello per la nostra terra, a partire prima di tutto, come ha detto Massimiliano prima, proprio da quello che già stiamo facendo in diversi comuni, nei comuni che amministriamo, in cui ci troviamo al governo e anche all'opposizione. Quelli sono dei piccoli modelli, dei piccoli laboratori per dimostrare che l'indipendentismo è una forza di governo, è una forza che si candida a governare tutta la Sardegna e porta già degli esempi positivi nelle piccole comunità locali. Anche il tema della mobilità elettrica, il piano che è stato studiato al nostro laboratorio di energia, è un tema di una Sardegna possibile, cioè come immaginare un diverso utilizzo dell'energia, anche dello sfruttamento di questa energia, di questo surplus di energia che viene prodotto in Sardegna ormai da diverso tempo. La questione energetica è una delle questioni fondamentali su cui noi stiamo elaborando e stiamo dibattendo da diverso tempo. Abbiamo preso posizione ovviamente per un diverso tipo per una diversa proposta energetica da portare in Sardegna. Vorrei sottolineare soprattutto la presenza anche
come già stato detto dalla deputata Laura Micheli. Pensiamo che sia veramente un nome molto importante perché permette di dare un respiro europeo sia alla posizione di Progress ma soprattutto all'indipendentismo sardo in generale, per togliere un po' questi luoghi comuni che vogliono sempre far pensare agli indipendentisti come a una forza che intende semplicemente rinchiudere la Sardegna all'interno dei confini del Mar Mediterraneo. In realtà l'indipendentismo moderno vuole aprirsi all'Europa, al Mediterraneo, vuole confrontarsi con tutti gli altri popoli che sono presenti intorno a noi. Ovviamente siamo tutti in attesa per il momento clou, che sarà il dibattito che abbiamo appunto intitolato Scelte per una Sardegna possibile, che è quello in cui Michela Murgia poi svelerà la sua posizione rispetto alla richiesta che le abbiamo fatto. Noi crediamo che questo sia un cartellone veramente ricco di proposte e di eventi che possa animare il dibattito non semplicemente di una piccola parte politica o di una fetta di società sarda, ma dell'intera popolazione della Sardegna e dell'intero quadro politico. Pensiamo che questo sia il momento giusto perché l'indipendentismo faccia un salto di qualità e diventi da semplice atto di testimonianza vera e propria forza di governo.